sconfitta pesante, tanto pesante, però non c'è poco da dire. Quando tu non entri in campo per fare la partita, ma vieni qua tanto per passare del tempo, è giusto perdere 8-0 e basta. Io sono stufo di ripetere sempre le stesse cose. Qui ognuno si deve guardare dentro e dichiarare cosa ha voglia di fare per il Città di Mestre. Perché ha buone parole, ha buoni progetti, eccetera, sono tutti bravi a parlare. Poi alla fine il sabato è quello che conta, è il sabato, è la partita. E qui c'è gente che non viene neanche al palazzetto mentalmente. Per cui io gli ho detto fare il primo o secondo tempo. Se c'è gente che non ha voglia di venire a giocare è meglio che stia a casa, perché io non me ne faccio niente. E sinceramente di lavorare tutta la settimana sottotono per poi vedere queste partite qua, molto probabilmente è colpa mia e mi assumo le responsabilità, perché li faccio lavorare troppo tranquillamente durante la settimana, però non mi piace questo atteggiamento. Spero, presumo che siano ragazzi intelligenti e che questa sconfitta qua gli faccia già capire a loro cosa vuol dire perdere 8-0, perché non penso che sia bello per nessuno di loro andare a casa stasera a dire cosa hai fatto, 8-0 perso. Per cui io spero che ci sia anche un po' di orgoglio in questo, in ognuno di loro, cosa che oggi non c'è stato, non c'è stato niente, ma dal primo minuto non si può, contro una squadra cinica come l'Arzignano, andare sotto di 3-0 dopo 5 minuti di gioco. Non è possibile, 3 gol, 3 tiri, 3 gol fatti, 3 tiri, 3 gol subiti. C'è qualcosa che non va, ma non nello schema di gioco, nell'impianto di gioco, nella condizione atletica, nella testa. E allora loro devono fare una svolta, però dobbiamo tutti fare una svolta, non loro. Molto probabilmente la dovrò fare anch'io, perché poi alla fine, ripeto, la responsabilità è dell'allenatore, me la prendo, sono qui a parlare e bisogna cambiare qualcosa.